Lo stesso, bentornati in studio, credo che la regia abbia in collegamento Belmaris che da Marghera si è spostata su Padova. Siamo in linea, pronto? Dall'Hotel Eden di Padova. Belmaris? No, abbiamo un ritorno, dovremmo essere in diretta. Sì, Claudia, siamo qui all'Hotel Eden. Con chi sei? Prego. Sì, con Simonetta Fincato, co-titolare dell'Hotel Eden, che ci spiega le problematiche legate alle troppe tasse e alla concorrenza sleale sul settore. Altro grande problema. Sì, salve, innanzitutto volevo ringraziare a voi tutti di darmi questa opportunità. Saluto tutti nello studio, ovviamente. Buonasera. E volevo riportare un po', ho avuto modo di seguirvi e volevo riportare l'attenzione sui problemi che hanno gli imprenditori, in particolare io e mio fratello che gestiamo questo albergo da ormai dal 1991, quindi sono più di 24 anni. Abbiamo sempre mantenuto un buon livello con l'azienda, non abbiamo mai avuto difficoltà reali se non quando è arrivata la crisi un po' per tutti gli imprenditori. E, in particolare ci sono state delle tasse che hanno sicuramente reso probabilmente a causa anche della contingente crisi economica ci hanno tolto la possibilità di reinvestire nell'azienda e quindi abbiamo dovuto anche licenziare del personale a noi molto che era efficiente. Attualmente le tasse che gravitano in questo ambiente è l'IMU, peraltro c'è stato anche ad agosto la categoria degli albergatori a Padova che ha fatto una dimostrazione e ha lottato per ottenere la di fiscalizzazione, ma in realtà a dicembre c'è arrivata la tassa e noi non siamo riusciti a pagarla in quanto non avevamo la liquidità reale. Non è solo l'IMU, c'è la Tasi, c'è l'IVA che è il 22%, ci sono tante tasse che gravitano nelle imprese. Via Cesare Battisti, in cui noi abbiamo l'albergo, attualmente è diventata una via morta, sembra quasi una via di periferia. E ho anche contattato la Confesercenti chiedendo se fosse possibile dare una vitalità maggiore, ma sembrava che ci fosse questa opportunità, in realtà poi non è andata a buon fine. Non è soltanto le categorie a cui io mi rivolgo anche all'amministrazione attuale che c'è a Padova, che io appoggio, che ho molta fiducia, e in quanto non c'è una comunicazione reale tra amministrazione e imprenditori. In questo caso, in particolare all'Eden, è stato tolto diversi servizi. Noi abbiamo un garage qui vicino, in via Ospedale Civile. Con la vecchia amministrazione ci siamo trovati improvvisamente inabilitati ad accedere in quanto era cambiata l'urbanistica. Non è stato contattato nemmeno il comitato del quartiere, della via, e dall'oggi al domani ci siamo ritrovati il vigile che ci dirottava altrove. E la vecchia amministrazione ci ha incantato dicendo non vi preoccupate, troveremo una soluzione, ci hanno fatto fare deviare i clienti facendo un giro azigovigliato intorno alla città e molti clienti pur di accedere hanno anche tentato di farcela, ma molti hanno addirittura desistito, se ne sono andati, ci hanno creato un problema economico reale perché non sono più tornati. Quindi io sto chiedendo una reale collaborazione, non solo di categoria, perché ha detto Claudia di concorrenza sleale. In effetti noi soffriamo purtroppo grazie tra virgolette alla nuova legge regionale del 2013 ad una concorrenza con le grandi categorie. Attualmente quindi ci troviamo prezzi bassi che fanno il 5 Stelle. Servizio ovviamente che noi non possiamo dare, i clienti arrivano qui volendo la stessa tariffa e gli stessi servizi. Concorrenza quindi sleale che non è controllata più da nessuno. Quindi un maggior dialogo con le istituzioni, sia la classe politica. Ecco, grazie, adesso abbiamo... Comunale. Prego Belmaris, prego.
Abbiamo una latenza nel collegamento. Sì, abbiamo Gaetano Ferrieri, manager settore fiscale nazionale. Buonasera a tutti voi. Innanzitutto devo ringraziare anche quanto sentito dal professore che è lì in studio e che credo sia uno degli interlocutori che ha detto più chiare le cose. Allora, noi siamo cittadini che protestano, ma creiamo anche delle proposte ben serie e ben chiare. E innanzitutto dobbiamo dire che la crisi in Italia è stata creata appositamente. Difatti non solo Prodi, ma noi siamo stati venduti alla Cina tramite altri soggetti con dei trattati ben particolari. Ma al di là di questo, l'Italia, che era un paese produttivo, sulla ricerca riconosciuto in tutto il mondo, automaticamente per volontà di determinate poche persone che controllano la politica economica europea e mondiale, hanno permesso che succeda che vada in istruzione, perché noi siamo interessati ad essere acquistati dalla Cina. Allora, io dico ai politici istituzionali, sia quelli seduti all'interno lì dello studio, ma anche non solo regionali, ma anche nazionali, che è ora che, anziché obbedire per determinati interessi economici ai poteri politici nazionali, ma facciano la tutela del popolo. Le leggi in Italia, come diceva il professore, esistono a tutti gli effetti. Io sono uno degli esecutori e controllori già del 91, il generale della finanza dovrebbe sapere, della legge 413 del 91 sulla costituzione di CAF per controllo di determinate categorie di operatività fiscale. Ma al di là di questo, noi abbiamo dei progetti semplici e chiari, che sono quelli intanto di far sì di ridurre la politica fiscale nell'imprenditore, perché le imprese vanno all'estero appositamente perché le porte dei paesi esteri, non solo dell'est ma anche dei paesi del BRIC, aprono alle aziende, dando anche la possibilità di avere i capannoni e di avere i dipendenti, purché assumino l'80% dei dipendenti locali, a un tasso di fiscale del 15%, sovvenzionando anche la costruzione di questi apparecchi. Ma oltre a questo, allora, innanzitutto scaricare dal consumatore all'imprenditore tutti i costi di acquisto dei prodotti, permettere al produttore di avere un'aliquota fiscale non superiore al 22%. In questa maniera noi andiamo completamente a eliminare la corruzione, andiamo a eliminare l'evasione fiscale, andiamo a eliminare la criminalità organizzata. Questo lo fanno in America, lo possiamo liberamente fare in Italia, con un guadagno di incasso nel prodotto interno lordo, ma anche del bilancio dello Stato, di oltre 125 miliardi documentati da economisti. Dopo, la seconda cosa è quella di riportare l'Italia non a un'attività produttiva industriale, che non siamo competitivi nella globalizzazione e nella modernizzazione, ma portare l'Italia al turismo, che ha una possibilità produttiva che potrà assumere oltre il 20% delle persone che sono disoccupate, ma anche dare utili agli enti locali, e portarla di nuovo all'agricoltura e portarla di nuovo ai servizi e alla ricerca, perché è questo che noi dobbiamo continuare. Allora chiedo ai politici, è ora di finirla di fare demagogia e di mettere uno scontro fra comunisti e, chiamiamoli fascisti, che non esiste né destra né sinistra in Italia, ma riprendiamo il potere politico del cittadino nei diritti della casa, del lavoro e dell'equità fiscale, perché qui nella Regione Veneto sta succedendo che ci sarà un enorme taglio anche nella sanità, dove sempre i più deboli sono costretti a pagare. Grazie. Grazie per il collegamento. Imprenditori e cittadini arrabbiati. Una pillola velocissima da Angelo Spano. Guarda, io mi conoscete bene, facciamo parte del gruppo Nuovo Dicembre. Il gruppo Nuovo Dicembre non è un gruppo di persone pazze, ma sono cittadini di destra e di sinistra, imprenditori, liberi professionisti, cittadini, operai, dipendenti, disperati. Nelle nostre file abbiamo avuto persone che sono suicidate perché non riuscivano a pagare le tasse dovute da questi politici. Non vorrei, siamo in televisione, quindi devo fare anche calmo, tranquillo. O abbassano le tasse, oppure noi chiudiamo tutti e l'Italia la diamo in mano alla Cina o agli extracomunitari che amano tantissimo i nostri politici. Grazie a tutti, vi restituisco la linea, buona serata. Grazie, continuate a seguirci se riuscite, eventualmente se volete potete continuare a intervenire. Io vorrei sentire in questo momento cosa ne pensano i nostri ospiti. Sicuramente i cittadini, gli imprenditori che hanno parlato adesso hanno le idee chiare, chiedono un dialogo con la politica, chiedono di essere ascoltati e soluzioni concrete. Assessore Grigoletto. No, la signora ha perfettamente ragione, ha citato la Confesercenti. Quando la Confesercenti chiamerà l'assessore al bilancio e ai tributi a parlare, sarò felice di andare, non mi hanno mai chiamato, e qui lo dico. E non sono l'unica associazione di categoria. Questo punto primo. Quindi
Se mi invitano, chiaramente io vado, perché sono l'assessore chiaramente di tutti a Padova, però devo essere invitato, se non mi invitano non posso andare e non posso nemmeno spiegare come è fatto il bilancio e i tributi del Comune di Padova, primo punto. Secondo, la signora ha perfettamente ragione perché abbiamo l'IMU a Padova al 10,4. Però l'entrata IMU del Comune è 104 milioni di euro. 30 tramite il modulo F24, perché si versa in banca, si versa all'Agenzia delle Entrate e poi l'Agenzia delle Entrate la ritorna al Comune entro 12 giorni. 30 milioni se ne vanno al Fondo di solidarietà per i comuni a Roma. Via. Ne restano 74 dell'IMU di Padovani. 1934 dipendenti costano 72 milioni di euro. Non li ho mica assunti io. Poi abbiamo 11 enti e 13 partecipate pubbliche, dove quando il comune è il socio di maggioranza deve ripianare integralmente le perdite. Chiaro? Partita del trasporto pubblico. Quindi ci sto mettendo mano all'IMU adesso, chiaramente nella gestione della riduzione comunque delle spese correnti del comune, dove vengo attaccato perché riduco il sociale, riduco questo, riduco quell'altro. Questa è la priorità, sono perfettamente d'accordo che la diminuzione fiscale è quello che fa ripartire le imprese. Io sono subentrato assessore il 22 di giugno con spese non fatte da me, fatte da altri. Ho dovuto ratificarle perché da assessore ho dovuto poi prendere in mano il bilancio preventivo che normalmente si fa in un anno, ho dovuto farlo in un mese e ho cercato comunque di privilegiare la prima casa. La Tasi a Padova è il 2,7 per 1000. C'è Verona che ce l'ha più bassa, 2,5. Venezia ce l'ha il 3,3 per 1000 Venezia. 100 metri sul Canal Grande costano come 100 metri a Mestre. Poi c'è la rendita catastale che è ferma al 1928, perché è un parametro su cui poi agisce sia l'IMU che la Tasi. Quando si affittavano le stanze, un appartamento di 100 metri quadri con 5 stanze paga molto di più di un appartamento di 100 metri quadri con 3 stanze. Anche se la metratura è identica, perché siamo fermi con le rendite catastali, ripeto, al 28, che la fa l'Agenzia del Territorio, il Comune. Quando il cittadino percepirà le modifiche che il Comune sta apportando adesso? È il governo. L'Agenzia del Territorio è il governo italiano, non è il Comune. Sono loro che fanno le rendite catastali. Noi possiamo scegliere l'aliquota di incidenza all'interno di IMU o di Tasi. E che cosa può fare il Comune per i suoi cittadini in questo momento? Possiamo ridurre le spese correnti in modo tale da ridurre le tasse, che l'ho già fatto perché ho tagliato 10 milioni 350 su spese non fatte da me, su un bilancio di spese correnti che arrivava quasi a 303 milioni di euro di spese correnti. In conto capitale arrivava a 5,74 questo bilancio del Comune. Lo conosco purtroppo a memoria. E perché prediligere la prima casa? Perché secondo me, quando a meno che uno non paghi l'affitto a se stesso, ma non credo perché ci abita, non dà reddito. Non solo, sulla prima casa a Padova devono sapere che fino a 600 euro di rendita catastale è azzerata la Tasi, sono 11.440 alloggi. Certo. Sotto i 15.000 euro di reddito non si paga l'addizionale IRPEF, abbiamo tolto di un punto rispetto al Ministero del Presidente anche l'addizionale IRPEF comunale e abbiamo cercato di comunque far quadrare, diciamo, dare un segnale di dove sta andando l'amministrazione in questo senso. Però, se posso concludere, il discorso parte da un po' più distante. Abbiamo 5 miliardi e 300 milioni di euro di contraffazione o di rendita della contraffazione che è, ripeto, attività criminale, non è evasione fiscale, è un'altra cosa. Se però l'Italia parte dalla spesa corrente che ha 830 miliardi di spesa pubblica, la Germania ne ha 500 miliardi con 18 milioni di persone in più. Allora uno mi spieghi perché l'Italia ha 330 miliardi di spesa pubblica. Un attimo, perché
Perché un C'è attimo, anche il Mose dentro questo, no? C'è No. anche le pedemontane. Bravo, adesso bisogna Il microfono, capire, scusate. prego. No, scusa un Se no non mi secondo, sentono, posso però finire? lasciamo finire l'assessore Posso un attimo. finire, se no... Prego. Ecco, scusa, ma ho ascoltato tutti con educazione. Assolutamente, prego. Si parte da qua. Chiaramente abbiamo ancora tante cose da fare, abbiamo i comuni sotto i 5.000 abitanti, abbiamo le province, posso anche dire, aggiungo le prefetture, basta colpare le deleghe. Abbiamo anche troppe regioni. Scusami, le troppe regioni, non si offenda Zillo, le camere di commercio, unica nazione dove le camere di commercio nell'Europa ha 28 per fare imprese, l'Italia. Non si offenda, sa che la penso, sa che la penso così, Zillo. Non sei informato, quindi continui a dire La cose. Germania non so se abbia le camere di commercio. Le ha secondo me. tutti i paesi del mondo le camere di Le camere di commercio. commercio, non all'italiana, poi andremo a vedere. No, quelle italiane sono un esempio per il mondo Un che vengono a esempio. copiarle. Quello Quindi noi chiudiamo. non sai neanche cosa, Sì, certo. cosa sono le camere di commercio. Beh, insomma, Grigoli. secondo me hai girato un po' poco per l'Europa. Comunque No, non importa. parli ho avuto- con uno che ha un po' di più esperienza Beh, di te insomma, sulle camere di commercio. Scusa, ma un po' all'estero sono stato. So che tu sei tuttologo, ma hai poca tuttologo. esperienza sulle camere Diciamo di come commercio. camera di commercio. è l'unico Grigoletto, paese abbiamo del dei mondo. cittadini che chiedono Sto soluzioni. dicendo che tutta Lei questa le può dare queste sommatoria soluzioni perché è l'assessore del comune. Certo. Dai. Ma si potrebbe Quanto fare il centro vale- congressi se non ci fosse la quanto Camera di vale Commercio? Quanto vale la Tasi? Che ci mette 15 milioni di euro la Camera di cosa? Commercio di Padova sul centro congressi, non lo faresti Ancora tu come con 100 comune? congressi, certo. Non lo faresti come comune, allora Certo. non parlare male delle Camere di Commercio. Secondo me lo faremo lo stesso. Comunque Allora, non voglio. mandami non via voglio, e metti i 15 non milioni, voglio, vado non fuori voglio. perché li do agli imprenditori, guarda, è una sfida che facciamo qua. Allora magari Doma- invece di fare ostruzionismo, Ti ostruzionismo prego, magari su alcune cose, no, Zilio, non facciamo te lo dico in ostruzionismo. televisione, Ti magari ti prego pari di un po' dichiarare meglio qua per che la mi città di liquidi, Padova. mi lasci andare e i 15 milioni, guarda, servono a questi imprenditori qua. Perfetto. Ne Zilio ha abbiamo detto un che paio metti di in prenotati. vendita le quote. Dopo avere un'idea imprenditoriale che sta in piedi, perché Allora, se no buttiamo i soldi. Scusate, Zilio deve sapere benissimo che si sta riferendo a Padova Fiera Immobiliare SPA, Sì. dove Renzi ha Abbiamo fatto intuito. la legge di stabilità, ha fatto una bella legge, voglio dire che dove c'è più CDA Su questo che siamo- numero di dipendenti, su questo siamo magari- d'accordo. Magari la società va anche liquidata, forse per quello adesso lavora No, dentro, no, no, magari prima non avrebbe voluto farlo. No, no, Comunque, ma non vorrei è che fare è informato neanche- solo Zilio quando si parla di queste cose. Cosa? Siamo Certo. informati anche noi. Senta, nel Allora, merito hanno fatto una continuiamo- richiesta continuiamo specifica. su- dimmi. La titolare dell'Hotel Eden chiedeva in riferimento alla viabilità proprio di alcune strade. Di Con chi, via deve Cesare Battisti. con chi deve parlare? Con Chi la me, può perché sono anche ascoltare? assessore Con alla lei. mobilità, Diamo un appuntamento Può venire quando vuole. Dimmi dove che non ti sei assessore, che non sei prima. Può venire È quando vuole. semplificazione. Benissimo, Piero. questa è semplificazione, per cui siccome ci stanno guardando a Chiama in casa, segreteria anzi per Alberto l'appuntamento, può venire Eden, quando vuole. in segreteria aspettano una telefonata Può venire per quando risolvere vuole. il problema e questa è una cosa affrontata. Mi raccomando, domani mattina lei Simonetta chiami, l'assessore risponderà, mi raccomando, e benissimo, è un Cioè, il numero- pezzettino chiama il l'abbiamo numero- risolto, chiama si il risolvono cittadino le del cose un comune, Si fa pezzetto. passare alla mia segreteria, chiaramente gli do. Assolutamente, Fino adesso ricevo tutti. assolutamente. No, E qua volevo io- solo dire una cosa velocissima a Grigoletto, che Va noi bene. come Camera di Commercio abbiamo messo i 15 milioni, quindi non è che ostruzionismo lo facciamo, abbiamo messo Anche noi. e quindi materialmente Anche in noi. ottobre, Anche quindi noi. i soldi li abbiamo già messi. Noi abbiamo quindi- messo anche il Palazzo delle Nazioni, più anche la cifra che ha detto. Bene, Bene, quindi- quindi abbiamo l'opera fatto si noi la nostra farà. parte. non so da che parte è l'ostruzionismo, i soldi ce li abbiamo messi, quindi Sì, ho capito. Magari basta. Speriamo c'è che- su una parte che è No, l'auditorio, scusate, che abbiamo speriamo già poi che capito. ci sia qualche congresso. L'auditorio è un perché problema del comune, mi pare che non è- ormai Che abbiamo funzioni, distrutto che tutti i giri. corpi intermedi e quindi è uno a uno, chiunque cosa? è bravissimo a fare qualsiasi Bravo, cosa, bravo, bravo. quindi non Facciamo servono via più i Skype, congressi, congresso, tutto via congressi. internet. Grigoletto, dematerializziamo, cosa facciamo i congressi? Tutto su internet, basta, a arriviamo ai posto, comuni. risolto il problema. Skype, cosa vai a dire del Che congresso? se Non è che ci sono Skype. imprenditori. Basta Via, di via, congressi. hai ragione. C'è solo per imprese del mattone che fa queste robe. Comunque Non questo è il solo, quadro. Che qui però abbiamo vuol dire posti di un'impresa. lavoro. Signori, Questo è vorrei il quadro passare della la parola ad pressione fiscale un'imprenditrice. che c'è Abbiamo in un Italia, microfono. che è il Eccola qua. 71%, perché ci Buonasera. sono purtroppo questo ambito di spesa pubblica. Certo, io in questo momento vorrei però parlare con un'imprenditrice. Qui abbiamo un'eccellenza, ti vuoi presentare e rappresenti anche l'azienda che rappresenti? Perché è un'eccellenza veneta, locale, nostra, che si diffonde nel mondo. Sì, grazie. Prego. La nostra azienda è un'azienda di famiglia che compie tra poco 50 anni, è un'azienda che produce calzature per il ballo, per la cerimonia, il teatro e sta anche recentemente introducendo una linea sartoriale, quindi è una produzione su misura. Stiamo lavorando con l'Italia, quindi circa il 50% del nostro fatturato italiano.
ma stiamo puntando molto all'espansione all'estero, quindi il restante 50% sta andando. La regia ci fa vedere le immagini, possiamo anche vedere alcuni dettagli, eccoli qua. Sì, questo è un video che abbiamo realizzato all'interno dello stabilimento produttivo, quindi l'unico che abbiamo è a Saonara in provincia di Padova, e abbiamo proprio voluto puntare molto sul tema del Made in Italy, perché noi ci stiamo battendo molto sul divulgare questo messaggio, cioè di continuare a lavorare in Italia, a produrre in Italia con manodopera italiana, che noi tra l'altro cerchiamo anche di tutelare rispettando le normative che ovviamente la legge impone. Quindi anche la sicurezza sul lavoro. Infatti questo era il tema che volevo poi portare a chiedere magari a qualche esperto se può darci qualche risposta a riguardo, in quanto penso che sia molto importante come il prodotto poi venga messo in circolazione, o meglio le caratteristiche stesse del prodotto, cioè l'imprenditore è tenuto al rispetto di normative molto rigide, quali possono essere il controllo delle emissioni in atmosfera, il controllo delle emissioni in ambienti di lavoro, il rischio campi elettromagnetici, il rischio chimico per i solventi e collanti utilizzati nella lavorazione. E mi domando quindi, quando poi ci confrontiamo con un prodotto magari contraffatto, anche di basso prezzo, perché io poi questi li vedo trasformati a bilancio come costi indiretti che io comunque devo sostenere, e lo voglio fare perché voglio tutelare il lavoratore che lavora 8 ore al giorno all'interno del mio stabilimento, però mi domando poi, nel momento in cui mi confronto con un prodotto che ovviamente è molto più competitivo di me perché ha un prezzo più basso, che tutela come imprenditore ho io in questo senso. Quindi io sono soddisfatta, diciamo, di rappresentare questa azienda, perché comunque con fatica sta portando avanti il suo lavoro, stiamo puntando molto anche sui giovani. Quindi abbiamo introdotto anche ragazzi neolaureati che conoscono molto bene le lingue straniere, e quindi abbiamo un team di ragazzi giovani, abbiamo puntato molto anche sul coinvolgimento dei ragazzi, quindi chiediamo a tutti flessibilità, ma intesa anche in termini di idee, di partecipazione, cioè non siamo la famiglia che detta le regole e che gli altri devono eseguire, perché non ci piace proprio come metodo di conduzione dell'impresa. Quindi ogni giovane ha proprio la possibilità di esprimere un parere, e questo insomma penso sia una cosa positiva, ecco. E questa è anche l'azienda veneta, Elena Donazzano, devo dire che sono eccellenze meravigliose. Complimenti, perché insomma questi sono gli imprenditori che dovrebbero essere tutti così, con queste idee chiare, con questo modo di fare. Diciamo anche che Faccio una domanda, perché io sono abbastanza cattivo. Lei ha fatto l'imprenditrice nella sua vita, e allora prima di parlare provi, e dopo si renderà conto che in Italia fare impresa perché aggredisce quando ho detto che questa è una brava imprenditrice? Signora, ma ho capito, lei fa demagogia e nient'altro, è facile parlare nient'altro. Fare impresa in Italia è un'impresa. Scusi, no, non ho capito. Dovrebbero essere tutte così, no? Con le idee chiare. Tutti abbiamo le idee chiare, solo che comunque si generalizza. È più bello di solito in Italia funziona che va meglio parlare male. Quindi quando parlo bene di qualcuno è un problema, no? Il settore della calzatura, peraltro, e stavo arrivando a questo, il settore della calzatura, peraltro, è quello in cui l'Italia oggi è riuscita a ritagliarsi lo spazio migliore. L'Italia è prima al mondo, questo è uno studio di Unioncamere a livello europeo, con 235 prodotti. Il primo è la lavorazione delle pelle sulle calzature. E ricordiamoci che solo 15 anni fa, 20 anni fa, insomma, è iniziata una delocalizzazione spinta sulle calzature, impoverendo tutto il nostro, peraltro tutto il nostro tessuto che ha a che fare con la nostra Riviera del Brenta, con il Veneto, ma con le Marche, perché la presenza di lavorazione delle calzature ha una caratteristica tutta italiana. Parascano, mi sembra confermi da tecnico, faceva sì con la testa. Molte se ne uscirono, quindi no, impoverendo il nostro tessuto, però ci fu l'intelligenza di quel settore, di quegli imprenditori, torna indietro. Ricorderemo tutti quella campagna pubblicitaria I Love Italian Shoes con un bel cuore, che era poi posizionata soprattutto dai commercianti in una bella alleanza tra produttori e commercianti, che è riuscita a penetrare nel consumatore, che è il terzo momento fondamentale se vogliamo salvare un settore. Ebbene, in tutto questo, quindi con questa strategia, con questa lucidità, l'Italia oggi torna numero 1 al mondo in questo settore. E abbiamo delle eccellenze formative, quarto pezzo di questo giro e lo chiudo, che è quello di legare il mondo della formazione con il mondo del lavoro. Il Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta ha alla settimana una visita di delegazioni straniere che vengono a vedere come si fa
in che forma devono essere strutturate le filiere produttive, proprio perché hanno capito che qualità ed eccellenza insieme alla creatività e alla nostra capacità hanno reso questo settore leader nel mondo. Ecco, io intendevo questo con buona pace di quelli che si sentono meno all'altezza della signora, per dire che c'è una buona impresa che è messa insieme, non c'è solo lei, c'è tutto un percorso. Queste persone vanno aiutate, il resto è buttare soldi, la signora è bravissima, io gliene do merito, però ha un'azienda e non si può dire di sia tutto, cara mia. Ci sono start-up come me che non la hanno sua famiglia startup probabilmente è dietro. un fallimento in tutti i sensi, No, ma deve rassegnarssi. non è un fallimento, perché mica io tutte lavoro possono andare bene, riuscivo a pagare i contributi, mica tutte e possono tutto. andare bene. Non è vero, possiamo andare bene tutti, No. non solo chi ha una famiglia dietro, chi ha le palle parate. Invece ci sono 20.000 casi di start-up come me che ci siamo fatti il mazzo tanto per 20 anni e non abbiamo avuto nessun tipo di contributo. Vado a chiedere gli aiuti e gli aiuti vanno dove piove sul bagnato. Perché? Perché è fallimentare. Può essere. È così. Può essere, altrimenti sarebbero tutti successi. Guardi, non ci sono tutti i successi, tutti i Brava, successi non ci di sono tutti i gente che ha successi. dietro e continua a piovere sul bagnato. Ma questi sono luoghi comuni e francamente non se ne può più, sa. Non è un luogo comune, finisca di dire così e cominci a scendere da quella poltrona e venga per strada. Allora, signori, con calma, qui possono parlare tutti quanti, tutti possono intervenire, pubblico ospiti senza nessun problema, però con calma, le cose se possiamo dire. Prego, Sì, voleva dire? Io non volevo poi discutere sul mio caso, però semplicemente volevo dire questo. Io credo che una difficoltà molto grande che oggi ha l'imprenditore e soprattutto probabilmente l'imprenditore, diciamo, che rappresenta la passata generazione, ecco, però non nel termine negativo, io vedo questa cosa comunque in senso positivo, è di mettersi in gioco e cambiare. Io credo che la crisi che c'è in questo momento è anche un po' la crisi di un modello che oggi non funziona più di azienda, cioè dobbiamo un pochino anche pensare che probabilmente il cinese non lo batteremo mai, nel senso che ha un prezzo comunque che non è competitivo con il nostro, cioè noi non possiamo metterci a confrontarci con un cinese, non possiamo batterlo quel tavolo, su quel tavolo, esatto. Secondo me io vorrei che cogliessimo questo, cioè quello è il focus su cui dobbiamo puntare. Probabilmente dobbiamo rinnovarci anche nel modo in cui ci poniamo, dobbiamo usare delle tecnologie nuove. Noi per esempio abbiamo fatto da 2 anni una ristrutturazione sull'identità aziendale, per cui abbiamo modificato il brand, l'abbiamo attualizzato, l'abbiamo registrato a livello internazionale, abbiamo poi ristrutturato il sito, abbiamo attivato le pagine social, cioè bisogna anche aggiornare, io credo, un po' la situazione che magari fino all'altro ieri poteva anche andare bene così. Posso anche io dire una cosa, rialzandomi un po' il concetto, no? Ma io mi faccio sempre un po' alla situazione politica che mi tocca, perché mi fa riflettere, e dico, io per carità adesso ho iniziato questa attività, però ho lavorato in azienda e mi metto nei panni di quando lavoravo da dipendente, facevo il commerciale, avevo una responsabilità, e quando tu hai i tuoi titolari tu devi portare dei risultati, no? Hai un pacchetto clienti e nel momento in cui tu cominci a perdere il tuo pacchetto clienti ti chiamano e dico, ma come mai tu non porti a casa? E allora devi fare di tutto per cercare di tenere il tuo pacchetto clienti, se no di incrementarlo. E nel momento in cui tu hai un cliente standard, lo rinnovi, al titolare non gliene frega niente che lo rinnovi, perché è un già un buon cliente. Il problema è quando perdi i clienti, devi trovarli. Contemporaneamente lo Stato, che ha le sue entrate, lo fa con le aziende. Cioè lo Stato porta a casa le entrate se le aziende producono. Nel momento in cui le aziende falliscono perde delle potenziali entrate. Allora sicuramente ci sono le aziende brave, buone, non tutte, per carità, si devono salvare, però se io sto prendendo tantissime aziende, tantissime opportunità, un problema deve essere posto, nel senso che come il titolare a me mi mandava, così la classe politica deve avere la capacità, e torno a dire la capacità di interpretare, ma di entrare nel tessuto, perché torno a dire abbiamo liquidità, tassi di interesse bassissimi, banca centrale per condizioni per riuscire, ma manca la capacità. In Germania si assumono, cioè cercano di capire come aiutare, nel senso che se per me l'azienda ha un bagaglio prezioso perché mi permette di avere le entrate, di avere tutto il resto, io non vado a suicidare tutte queste aziende, cioè dovrò trovarmi, devo porre un problema, ed è qui secondo me che manca un concetto culturale, nel senso che se per me, ripeto, è prezioso chi
chi produce, io devo fare in modo che la gente produca, che produca meglio, che sicuramente ci sono aziende brave che continuano a migliorare, ma devo capire sicuramente tagliare dove non è possibile in assoluto, ma c'è troppo un disastro, un fallimento, non possiamo, c'è tanta gente brava che comunque è veramente presa al collo, che magari ha lavorato e magari dando dei piccoli accorgimenti si possono accompagnare, rifar rinascere, ed è questa la logica che a me fa veramente male, cioè una incapacità di saper cogliere all'interno del tessuto produttivo, di rimetterlo in moto, ma è, ripeto, un concetto culturale e di attenzione agli strumenti che possono essere in moto. Prendo spunto anche da altri paesi che lo fanno, però è un concetto chiave, cioè il paese va avanti se c'è chi produce, chi imprende, e noi dobbiamo mettere in condizioni e cercando di tirare su dove perdiamo i clienti. Certo, e prendendo spunto da altri paesi, come dice Roberto Bettuolo, possiamo prendere spunto anche dalla Svizzera, dove esiste un modello che permette di dare liquidità alle aziende in un momento dove oggi la liquidità del mercato non c'è, ma ci sono i prodotti, ci sono i servizi. E questo modello svizzero, che vede la VIR come azienda leader in questo senso, è la moneta complementare. Abbiamo realizzato un servizio per vedere in Italia esiste la moneta complementare, che cos'è, e potrebbe permettere a molte aziende di ricominciare a vivere avendo nuova liquidità. Sentiamo il servizio. La moneta complementare è uno strumento che viene utilizzato all'interno di un mercato privato di aziende che si consorziano fra di loro per attività di compravendita. Viene utilizzata per sfruttare un meccanismo tanto efficace quanto antico, che è quello del baratto, rivisitandolo in chiave moderna. Per facilitare la comprensione faccio un esempio. Pensate a un'azienda di climatizzatori, c'è stata un'estate terrificante e oggi ha un magazzino veramente imponente ancora e vuole acquistare ad esempio pubblicità. Domani mattina sarebbe bello che questa azienda potesse andare da un concessionario di pubblicità televisiva ad esempio e dire: ti do 100 climatizzatori in cambio della tua pubblicità. Baratto classico che può essere utilizzato subito fra aziende facendo una fattura in compensazione. Domani mattina la stessa azienda va invece da un concessionario auto e vuole 5 nuove auto. In questo caso lo scambio magari non può essere effettuato perché il concessionario auto non ha bisogno di climatizzatori. A questo punto viene creato un mercato all'interno del quale tutti gli associati che vi partecipano mettono i propri beni e servizi a disposizione degli altri. Questi beni e servizi vengono valutati in questa moneta complementare che ha un valore euro-credito, per dare un esempio di moneta parificato, grazie al quale io posso domani mattina dire al concessionario auto: dammi 5 auto nuove, 50.000 euro che io maturo come moneta complementare verso il circuito, grazie al quale il concessionario poi potrà comprare ad esempio pubblicità a sua volta, oppure potrà comprare oli, cartoni pubblicitari, eccetera, eccetera, quindi quelli che sono i propri beni e servizi utili allo sviluppo dell'azienda. Ecco, ci sono dov'è che viene utilizzata la moneta complementare, questo sistema di baratto? Ci sono già degli esempi anche a livello internazionale? Funzionano? Che tipo di benefici ha portato? Diciamo che il circuito più significativo in questo senso è sicuramente quello svizzero, VIR, un circuito che è nato come mercato privato di aziende, nel corso del tempo si è evoluto fino a diventare una vera e propria banca, quindi oggi presta addirittura non solo franco svizzero ma anche moneta complementare agli associati al proprio circuito. Si è evoluto nel corso degli anni, oggi ce ne sono credo che quasi il 30% degli scambi commerciali a livello mondiale sfrutti il meccanismo della compensazione. In Italia ce ne sono diversi esempi e diciamo così, sono veramente trasversali, l'utilizzo della moneta complementare è trasversale a qualunque tipo di mercato. Assessore Grigoletto, abbiamo avuto il sindaco Bitonci qui in studio da noi che dice: sto ragionando perché i nostri cittadini possano pagare una piccola parte anche dei contributi delle tasse in moneta complementare, quindi in cambio merci, con merci, servizi e quant'altro. Sarà possibile questo? Io è un sistema che conosco poco, sono sincero, però dal servizio che ho visto sembra interessante. Cioè, si potrebbe valutarlo. Però e allora anche in questo senso creiamo contatti e sinergie. Abbiamo dato un sacco di lavoro a Grigoletto stasera. Avrà tanto da fare. Prego Berti, mi diceva. Sì, questo è un discorso molto interessante. Esistono esempi assolutamente già produttivi, oltre a quello svizzero. È un modello tra l'altro che nasce dall'Italia perché è teorizzato da un professore della Bocconi che l'ha esportato in Francia, nella città di Nantes.
Esattamente. La città di Nantes attraverso il Banco di Nantes. Ma com'è che in Italia abbiamo grandi teorie, ma poi concretamente lo sviluppa qualcun altro? Noi in Italia abbiamo tutto, perché noi in Italia abbiamo le leggi per proteggere Made in Italy, a differenza di quanto diceva prima l'assessore Donazzani. Poi me lo dice allora come facciamo? Abbiamo una perché legge del 2010, lei mi ha risolto il problema stasera. Berti è un grande lei, ma ha risolto il problema. È il paese che ha la più alta contraffazione. Grande Berti. Abbiamo una legge che tra l'altro è stata fatta anche dal governo di centrodestra, del PDL, quindi mi stupisce che l'assessore Donazzani. Santo Versace. Esatto. Non è passata. E abbiamo le conoscenze, abbiamo queste conoscenze che esportiamo. Cosa ci manca quindi per uscire dalla crisi? La volontà politica, perché abbiamo tutto. È per questo che si è candidato? Assolutamente sì, perché finché poi la voglia di immigrazione clandestina fai fatica. Che tutti i sindacati di destra sono contenti e ci hanno chiesto l'abolizione. Esatto. Sì, certo, non ne ho visto uno, però può essere. È vero. Signori, io vi invito tutti presenti. Questa sera rifacciamo un'altra puntata perché 2 ore non sono bastate. E con questo anche vi ringrazio di essere intervenuti, di aver partecipato. È stato poco lo spazio, forse in alcuni momenti, però 2 ore volano via. Vi ringrazio tutti. Ogni giovedì vi aspettiamo e parliamo di economia, parliamo di territorio con le rappresentanze politiche che devono e possono risolvere le problematiche, ma anche con i cittadini che qui possono intervenire, dire la loro e porre le loro domande. La prossima settimana parleremo di rifiuti, un tema importante, il Veneto è un'eccellenza in questo senso, però ci sono anche dei punti salienti che andremo a vedere insieme. Con questo vi saluto, grazie agli ospiti, grazie al pubblico, grazie a Belmaris e tutti i tecnici che sono intervenuti alla redazione. A giovedì prossimo, buona serata. Grazie.